Devo dire che non sono soddisfatta della risposta predisposta dagli uffici dell'assessore Donazzan, perché è la stessa risposta che avreste dato a qualsiasi altra azienda in stato di crisi. Ora noi invece qua stiamo discutendo di uno stabilimento specifico, stiamo parlando di 46 famiglie il cui reddito dipende dall'occupazione dentro questo stabilimento, stiamo parlando di una multinazionale che delocalizza rispetto ad un sito produttivo che ancora era in grado di essere competitivo sul mercato delle vernici, e dunque la risposta non può essere fotocopia rispetto a quella che ci date per ogni crisi aziendale. È un tema rilevante, riguarda la vita delle persone, il territorio veneziano e la nostra regione, e noi pretendiamo un impegno maggiore della Regione del Veneto. La vicinanza, la solidarietà, l'attenzione a questo episodio è già stata espressa da un ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Scorzè. Tutti i sindaci del territorio si sono attivati per contribuire ad individuare una soluzione. È chiaro che non ci possiamo accontentare di un generico impegno. Allora io chiedo alla Regione cosa ha fatto finora per verificare se esistano possibili acquirenti che possano sostituire la proprietà della multinazionale per continuare a garantire la capacità produttiva del sito. Chiedo cosa ha fatto la Regione per garantire l'occupazione, i livelli occupazionali dei 46 lavoratori che da diversi mesi non sanno che fine faranno, vittime di una procedura ingiusta di licenziamento collettivo, e chiedo alla Regione perché ancora non è stato formalmente attivato il tavolo di confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dello stesso partito dell'assessore al lavoro, che evidentemente si sentono per altre cose ma non si sentono per occuparsi delle lavoratrici e dei lavoratori del Veneto. Credo che l'impegno della Regione per la tutela delle persone che lavorano e del comparto produttivo di questa Regione debba andare oltre gli slogan della risposta di questa interrogazione e offrire risposte molto più concrete. Grazie.